Il girone B di prima categoria propone un big match assoluto, è prima contro terza, Olympic contro Savona. Lo stadio Ferrando Bacicia di Pra è gremito di sostenitori che con i loro colori creano un'atmosfera fantastica per uno scontro diretto d'altissima classifica. Tutto pronto per l'inizio della partita e bisogna aspettare solo un minuto per vedere questo tiro cross di Samuele La Rosa che va sul fondo e mette in mezzo, Bova respinge con sicurezza. Prima risposta savonese che parte dai piedi di Matteo Gaston Carro, Drigani dice di no coi pugni. Al nono minuto Piu riesce a liberarsi bene per calciare, ma il suo tentativo termina alto. È il preludio al gol dell'1-0 che arriva al minuto 10. Bella azione di Alessandro Durante dalla sinistra, cross vellutato che termina sulla testa di Fabio Rignanese, ben appostato sul secondo palo. Il bomber del Savona ha vita facile per sbloccare il match con questo tocco di testa da due passi. Incassato lo 0-1, l'Olympic attacca a testa bassa e si fa vedere prima con Rizzo, poi con il classe 2004 Alessio Pische trovato solo dalla bellissima imbucata di Morando, ma Bova respinge alla grande in entrambi i casi. Al 39esimo Piu ci prova a giro ma non sorprende la difesa dell'Olympic. Un paio di minuti più tardi è lì monta a mettersi in proprio in dribbling e cercare l'angolo alto della porta. Bova è straordinario in allungo. Il Savona sfrutta gli spazi concessi dai padroni di casa e raddoppia nel finale. È ancora Durante ad incidere sulla corsia mancina, tocco corto per Piu, che questa volta non ha esitazioni e mette in porta il gol del doppio vantaggio per il Savona. Sacco sulla linea prova ad evitare la rete, ma non può nulla. Crova fischia due volte e si va a riposo all'intervallo sul punteggio di 2-0 per gli ospiti. Nella seconda frazione l'Olympic entra in campo con la testa giusta e accumula occasioni in serie in avvio. Pische al 50esimo si lancia in verticale ma trova i guantoni di Bova sulla sua strada. Non servono un paio di minuti più tardi sulla girata da corner di Luca Albertoni perché è alla parte alta del palo a negargli la gioia del gol. L'intervento più spettacolare e sfoderato da Bova è senza dubbio quello fatto sul tiro di Rizzo al minuto 53. Una legge primordiale del calcio però fa capolino, gol sbagliato, gol subito e allora sulla verticalizzazione ottima del classe 98 Apicella è ancora Rignanese a scattare sul filo del fuorigioco e beffare Drigani in anticipo. Rignanese esulta coi suoi sostenitori e diventa ora il vice capocannoniere del torneo a quota 13 realizzazioni. C'è tempo anche per vedere un ultimo colpo di testa di Rignanese al 65esimo, pallone largo, mentre la conclusione di Cerquez, scoccata al 70esimo minuto, finisce alta sopra la traversa. Al minuto 78 viene espulso per doppia ammonizione Carro, Crova giudica questo contatto come una simulazione del numero 8 savonese. Gli ultimi sussulti della partita vengono regalati su calcio di punizione dal subentrato Luca Varone. Il classe 1982 impegna due volte Bova, prima a giro e poi di potenza, ma il Savona riesce a portare a casa con un 3-0 questo prezioso scontro diretto, che lo proietta così a -1 dalla vetta occupata proprio dagli avversari odierni, per la gioia dei tanti tifosi savonesi accorsi in massa al Ferrando.